pericoloso anche questo fuoco per la sua origine e i suoi effetti. Arde, purifica, riscalda, però devasta e distrugge. E allora è per questo che noi veniamo qui a chiedere al Signore il significato del fuoco nella Bibbia, perché è delle forme privilegiate della manifestazione di Dio. Seguiamo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Preghiamo. Sii benedetto Figlio e Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce ed hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. Benedici questo fuoco nella festa di San Romualdo Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità, per Cristo nostro Signore. Il Signore misericordioso, per intercessione di San Romualdo, il nostro patrono, vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Abate Santo, suave nostro intercessore. Tutti insieme? Romualdo, Abate Santo, suave nostro intercessore. A tutti buona festa e buon caldo. Grazie.